che Lui ha operato in me. Con te voglio cantare il mio Magnificat. Donami la certezza che tutte le mie colpe sono perdonate e che la mia sofferenza di oggi, la mia solitudine, la coscienza dei miei limiti possono portare frutto. Aiutami ad amare quanti mi circondano con comprensione e indulgenza. Insegnami ad accettare il mondo così com'è e i giorni così come sono. Aiutami ancora nei limiti delle mie forze a rendere servizio e, se ciò non è possibile, a donare agli altri un sorriso di riconoscenza, di fiducia e di incoraggiamento. Preservami dalla tristezza, dalla noia e dal cattivo umore. Preservami anche dai rimpianti inutili, dai ricordi che mi turbano, dall'angoscia del dubbio. Ecco, metti dopo. Faccio lì. No, no.
La parola del Signore ci parlerà del mandato, cioè il Signore che invia persone, che le chiama ad evangelizzare, ad annunciare la parola di Dio. Ecco, pensando a questo, il canto a pagina 44, eccomi. Eccomi, eccomi, Signore, io vengo. Eccomi, eccomi, si compia in me la tua volontà. Nel mio Signore ho sperato e su di me sei inchinato. Ha dato ascolto al mio grido, m'ha liberato la morte. Eccomi, eccomi, Signore, io vengo. Eccomi, eccomi, si compia in me la tua volontà. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente la Santa Messa, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Signore amico dei poveri, Kyrie eleison. Cristo sostegno dei piccoli, Christe eleison. Signore premio degli umili, Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio. Preghiamo. O Dio che mostri agli erranti la luce della tua verità, perché possano tornare sulla retta via, concedi a tutti coloro che si professano cristiani di respingere ciò che è contrario a questo nome e di seguire ciò che gli è conforme. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Dal libro del profeta Amos. In quei giorni Amasia, sacerdote di Betel, disse ad Amos: Vattene, veggente, ritirati nella terra di Giuda. Là mangerai il tuo pane e là potrai profetizzare, ma a Betel non profetizzare più, perché questo è il santuario del Re ed è il tempio del regno. Amos rispose ad Amasia e disse: Non ero profeta né figlio di profeta, ero un mandriano e coltivavo piante di sicomoro. Il Signore mi prese, mi chiamò mentre seguivo il gregge. Il Signore mi disse: Va, profetizza al mio popolo Israele. Parola di Dio. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Ascolterò che cosa dice Dio il Signore. Egli annuncia la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli. Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, perché la sua gloria abiti la nostra terra. Amore e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno. Verità germoglierà dalla terra e giustizia si affaccerà dal cielo. Certo, il Signore donerà il suo bene e la nostra terra darà il suo frutto. Giustizia camminerà davanti a Lui, i suoi passi tracceranno il cammino. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità, predestinandoci a essere per Lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d'amore della sua volontà, all'ode dello splendore della sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. In Lui, mediante il suo sangue, abbiamo la redenzione, il perdono delle colpe, secondo la ricchezza della sua grazia. Egli l'ha riservata in abbondanza su noi con ogni sapienza e intelligenza, facendoci conoscere il mistero della sua volontà, secondo la benevolenza che in Lui si era proposto per il governo della pienezza dei tempi. Ricondurre al Cristo, unico capo, tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra. In Lui siamo stati fatti anche eredi, predestinati, secondo il progetto di colui che tutto opera secondo la sua volontà, a essere lode della sua gloria, noi che già prima abbiamo sperato nel Cristo. In Lui anche voi, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e aver in esso creduto, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è caparra della nostra eredità, in attesa della completa redenzione di coloro che Dio si è acquistato, all'ode della sua gloria. Parola di Dio.
il Padre del Signore nostro Gesù Cristo illumini gli occhi del nostro cuore per farci comprendere a quale speranza ci ha chiamati. In quel tempo Gesù chiamò i 12 ed incominciò a mandarli a due e diede loro il potere sugli spiriti immondi. Così abbiamo appena sentito dal Vangelo di San Marco. Questo è stato il primo invio che Gesù ha fatto, in questo caso dei suoi apostoli, 12. Più tardi ci sarà un secondo invio di ben 72 discepoli e San Marco concluderà il suo Vangelo con quella che è chiamata la missione ad gentes, cioè il mandato di portare l'annuncio di Dio, la parola del Signore alle genti, a tutti i popoli di tutti i tempi. Ecco, da queste parole dell'Evangelista San Marco emerge chiaro uno degli aspetti importanti dell'identikit della nostra Chiesa. Ma quale Chiesa? Questa qui di Porcios, quella di San Pietro in Roma, di San Giovanni in Roma, quella del Duomo di Udine? No, questi sono templi materiali dove si raduna il popolo di Dio, dove si raduna la Chiesa fatta di anime, come dice l'Apostolo San Pietro. Ecco quindi l'identikit di una Chiesa, intendendo per Chiesa i cristiani che vivono nelle singole realtà dove abitano quotidianamente, attraverso anche l'espressione delle singole comunità parrocchiali. Devono sentirsi tutti missionari. È il mandato che il Signore, ha dato alla sua Chiesa: andate, annunciate la parola del Signore e battezzate nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quello che anch'io farò
fra poco con 2 bambini, ecco, non sono di qua, ma sono nostri amici. Ecco, allora viene subito messo in luce, ecco, l'aspetto, ecco, di questo aspetto della missionarietà della Chiesa. Ad annunciare che cosa? Ad annunciare che in Gesù c'è la salvezza per tutti. Gesù è la sorgente della salvezza di ogni uomo, di tutti i tempi, che in Gesù c'è la sorgente dell'amore vicendevole, della pace per tutti gli uomini, anche se diversi in diverse cose, o per il colore della pelle, o per la cultura, o per la nazionalità, o per la professione, ma tutti uomini degni della più alta dignità. E qui, vero, il discorso ci fa pensare invece a quello che sta avvenendo in tante parti del mondo, anche qui da noi. Stranamente, mi permettete se non faccio politica, io ho detto ieri sera, no, lì era chiuso, chi è che parla di pace ai nostri giorni? Sì, si parla di pace come si parlava di pace al tempo dell'imperatore di Augusto, cioè negli anni 40-50 d.C. Una pace che Augusto aveva ottenuto attraverso i soldati, attraverso il suo esercito. Per diversi anni c'è stata pace nell'impero romano, ma una pace imposta con le armi. E questa è la vera pace. Cosa stanno parlando i nostri giorni politici? Una pace che deve essere ottenuta con il deterrente delle armi. E questa è la vera pace. Stranamente, ecco, ieri sera appunto cenando e guardando Canale 4, ecco, hanno un'intervista, era addirittura Sgarbi, pensate, che appoggia la parola del Papa. Chi parla di pace? Soltanto il Papa, che dice che con la guerra non si ottiene niente. E noi parliamo sempre di guerra, di armi, e così, e colà via. Allora ecco, c'è bisogno veramente di essere missionari di questo annuncio di pace che lo si trova in Cristo Gesù, Lui il principe della pace. E con la pace è vero l'amore, la pace, la concordia, il rispetto, eccetera, eccetera. Detto questo, a chi spetta questo compito? Certamente, diciamo, in primo luogo al Papa, ai vescovi, ai sacerdoti, ai religiosi, alle religiose. No, ma la Chiesa, dicevo, è fatta anche di voi laici. Quindi si è tutti chiamati ad essere missionari, chi a modo suo, chi secondo la sua professione, secondo la sua cultura, secondo la sua preparazione. Tutti possiamo fare del bene. Ieri sera la messa prefestiva lì era chiuso, ho visto 5-6 bambini delle elementari, allora ho detto, ecco voi ragazzi, quanti di voi siete qui presenti? Alzate le mani. Alzate le mani, bravi bambini, vi ringrazio di essere qui stasera. Voi questa sera siete dei missionari. Assieme erano anche 5-6 giovani, per fortuna, ma anche assieme a voi adulti. Siete missionari, siamo missionari questa sera, perché essendo venuti alla celebrazione eucaristica, noi annunciamo che la vita cristiana ha bisogno dell'ascolto della parola di Dio, ha bisogno dell'Eucaristia, e non soltanto ogni tanto, possibilmente ogni settimana, non sempre è possibile, alle volte per i vari motivi, ma non ogni tanto. Ecco, siamo stasera
tutti missionari. Ecco, senza il ruolo ufficiale, senza una veste particolare, no, la vostra presenza sta a indicare, ecco, che siamo tutti, che siete diventati questa sera dei missionari, come lo potete fare anche a casa vostra, in tanti altri modi. E ho raccontato a loro, come lo faccio anche a voi adesso, un piccolo episodio che si legge nella vita di San Francesco d'Assisi. Un giorno, uscendo dal convento, San Francesco incontrò Fra Leone. Anche se era un frate semplice e senza cultura, San Francesco gli voleva molto bene. Incontrandolo disse: Fra Leone, vieni, andiamo a predicare. Padre mio, rispose Fra Leone, tu lo sai che io non ho istruzione, come potrei parlare alla gente? Ma poiché San Francesco insisteva, Fra Leone acconsentì. Girarono per tutta la città di Assisi, pregando in silenzio per tutti coloro che lavoravano nelle botteghe e negli orti. Sicuramente sorridevano i bambini, specie a quelli più tristi e poveri. Scambiavano anche qualche parola con gli anziani che non lavoravano più. Dopo aver attraversato più volte la città, San Francesco disse: Fra Leone, è ora di tornare al convento. E la predica? L'abbiamo già fatta, rispose il santo, sorridendo. Ecco, per fare una predica non è necessario indossare la cotta, o come sono io il camice e la stola, né salire su un pulpito, perché la dottrina di Cristo lì la si annuncia non solo con le parole, ma anche con le buone azioni e con la preghiera. Qualcuno ha detto: l'esempio di una buona vita è una predica che non si sente con le orecchie, ma che si vede con gli occhi. E fu quella la predica che San Francesco e Fra Leone hanno fatto quella volta per le vie di Assisi. La gente crede, soprattutto in nostri giorni, più alle azioni che alle parole, più agli occhi che alle orecchie. Ecco, termino anche qui come ieri sera era chiuso con questa invocazione. Ebbene, io prego questo caso per tutti i papà, le mamme giovani, annuncino col loro esempio che la fede in Gesù ci aiuta a far diventare questo nostro mondo più bello, più vero, più autentico. Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, tutte le cose. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. Dello Spirito Santo, nel seno della Vergine Maria, fu pure crocifisso. Il terzo giorno è risuscitato secondo me. È salito al cielo, siede alla destra del Padre. Cari figli, esso regna ancora figli. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e come il Padre e Figlio e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica, apostolica, professo un solo battesimo, poi perdono. Aspetto la risurrezione e la vita del mondo che verrà. Amen.
Fratelli e sorelle, nella certezza che il Signore ci dona il suo bene, così che noi possiamo produrre frutti di bontà, eleviamo a Lui con fiducia la nostra supplica, dicendo assieme: rendici Tuoi testimoni, Signore. Signore, perché possiamo essere sempre accolti da Te come un popolo di fratelli e di discepoli, noi ti preghiamo. Signore, perché quanti hanno il compito di governare sappiano agire con verità e mitezza, noi ti preghiamo. Signore, perché i lontani dalla fede possano incontrarti e conoscere la tua salvezza, noi ti preghiamo. Signore, perché ognuno di noi si senta sempre chiamato a vivere nel bene e per il bene, noi ti preghiamo. Rendici. Preghiamo, Padre misericordioso, ascolta la supplica confidente del tuo popolo che attende la tua provvidenza. Rendici sempre autentici testimoni del tuo regno di amore e di verità, per Cristo nostro Signore. La pagina 18. A te, Signore, fiamo i cuori. Benedetto sei tu, sotto la terra, che diventi per il discepolo di Dio, benedetto nei secoli. Preghiamo, fratelli e sorelle, perché il nostro sacrificio sia gradito Dio Padre Onnipotente. Guarda, Signore, i doni della tua Chiesa in preghiera e trasformali in cibo spirituale per la santificazione di tutti i credenti. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, punto di salvezza, rendere grazie sempre ed in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Abbiamo riconosciuto il segno della tua immensa gloria quando hai mandato tuo Figlio a prendere su di sé la nostra debolezza. In Lui, nuovo Adamo, hai ridento l'umanità decaduta e con la sua morte ci hai resi partecipi della vita immortale. Per mezzo di Lui si allietano gli angeli e nell'eternità adorano la gloria del tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano ai nostri umili voci nell'inno di lode. Santo, 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 Signore Dio. Terra sono pieni della tua gloria. Osanna. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione,
Prese il pane, rese grazie e lo spezzò. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiate tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza versata per voi e per tutti. In remissione dei peccati fate questo in memoria. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, sì, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ti riunisca in solo corpo. Ricordati, Padre, la tua Chiesa diffusa sulla terra, e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Riccardo e tutto l'ordine sacerdotale e diaconale. Ricordasi i nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Don Vito e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, i nostri santi patroni, San Giovanni Battista, Santa Lucia, Sant'Andrea, San Silvestro Papa, tutti i santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. E la pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà.
Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, dona pace. Beati noi che siamo invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare, ma di soltanto di parole di Dio. Alla pagina 104, mistero della cena. Mistero della cena è il corpo di Gesù. Mistero della è il sangue di Gesù, e questo pane di vino è Cristo in mezzo a noi. Gesù è risorto e vivo, sarà sempre con noi. Mistero della e chi farà intorno a questo altare l'amore cresce. Alle 10 la liturgia del battesimale di due fratelli, lui 3 anni, lei 7 mesi. Preghiamo. Signore, che ci hai nutriti alla tua mensa, fa che per la comunione a questi santi misteri si affermi sempre più nella nostra vita l'opera della redenzione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. O Vergine Santa, tu apparisti alla piccola Teresa d'Us in un anno che ha conosciuto un terribile morbo, il colera, che ha ucciso milioni di figli tuoi in tutta l'Europa. Anche gli abitanti del piccolo paese di Porciusa hanno pianto la morte di alcuni loro parenti e amici compaesani, invocando la tua materna intercessione. Tu li hai ascoltati liberandoli da quel terribile male, ed essi riconoscenti ti hanno invocata Madre amorevole. Come segno delle loro perenne grazie ci hanno lasciato una tua dolce immagine chiamandoti Salus in primor.
anche noi, guardando il dolce tuo volto e quello del tuo amatissimo Figlio, nostro Signore, ti chiediamo con fiducia e con speranza, liberaci dai tanti mali morali e spirituali che insidiano la nostra fede in Dio, ma proteggici anche di tanti mali fisici, dalle tante malattie che insidiano la nostra vita e quella dei nostri familiari e delle nostre comunità. Donaci la tua filiale confidenza, volere del Padre, sì da poter dire sempre come te si compia in noi, Signore, la tua santa volontà. E così sia. Per l'intercessione della Madonna della Salute, di San Giuseppe suo sposo, ci benedica Dio Onnipotente che è Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andiamo in pace. Una croce tu ponesti sulla mano d'una bimba Buona domenica, buona settimana.
quella lì, una di quelle, una di vedi.
Preghiera miracolosa per chiedere una grazia urgente. Vergine Santa, nobile Regina degli Angeli, Sposa dello Spirito Santo, ricordati che sei mia madre. Tu che intercedi presso tuo Figlio, ascoltami e dammi la grazia, che umilmente ti chiedo con tanta urgenza. Maria, Madre mia, Santa Maria, prega per tutti noi il suo Santissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo. Amen. Preghiera miracolosa per chiedere una grazia urgente.